Presidente, in questo pomeriggio fitto di incontri ha anche incontrato i dirigenti del Servolana, nonché il presidente e gli allenatori della società Principe. Quali sono le necessità che le hanno espresso queste società? Intanto abbiamo un problema di impianti sportivi, lo sappiamo, a Trieste forse di più che in altre parti della nostra regione, un problema di spazi ma anche di recupero di spazi e in alcuni casi dobbiamo anche comprendere quello che bisogna fare rispetto alle esigenze delle società. La Servolana sicuramente è una società storica, importante, in rioni che sono importanti anche per l'amministrazione regionale, abbiamo cercato di capire quali fossero i bisogni rispetto alla palestra e rispetto agli spazi per i nuovi campi di allenamento, ma soprattutto campi omologati per poter poi fare partite. Qui siamo in un luogo importante non solo per la città di Trieste, direi sul livello nazionale per l'intera regione, stiamo parlando di una realtà incredibile, straordinaria, presente in Serie A, la pallamano Trieste è una delle eccellenze sportive della nostra regione, non potevo non venire a trovare questa eccellenza, ma non potevo soprattutto non apprezzare il grandissimo lavoro che viene fatto da queste società sportive sui bambini, con le scuole per far sport. E fare sport è una cosa che non solo aiuta a crescere meglio, ma è una cosa che serve anche per la nostra salute. Presidente Lo Duca, è una giornata importante per la vostra società, avete ricevuto la visita del Presidente della Regione, quali necessità le avete espresso? Ma prima di tutto devo dire che è veramente una giornata importante perché è la prima volta in 46 anni di storia che il Presidente della Regione viene a trovarci, ci ha fatto un motivo di orgoglio e di grande soddisfazione. Poi ovvio, oltre a mostrare tutte le attività che facciamo, è chiaro che per fare tutta questa attività c'è bisogno anche a livello economico di aiuti e lei ha detto che sicuramente per quanto è possibile, per quanto conosce, si darà da fare per darci una mano e questo è estremamente importante per noi.